Ma è un governo che ha esaurito la propria corsa, è un governo che ha fallito su tutti i fronti, che ha vinto grazie alle divisioni del centrodestra, è diminuito il PIL, è cresciuta la disoccupazione, è aumentato il debito pubblico, diminuite le entrate fiscali, ha fallito sulle grandi riforme, ha cambiato non si sa quanti assessori, gode di maggioranze trasversali non frutto di quello che era la maggioranza elettorale. È un governo dove lo stesso Crocetta ha ceduto la propria sovranità alla logica dei partiti o dei gruppi parlamentari che si sono via via formati, quindi schiavo di queste realtà e non obbedisce a un proprio programma, a un proprio progetto di governo della regione. Presidente, però questa D di Nuovo Centrodestra quindi c'è e quindi il Nuovo Centrodestra in Sicilia si colloca all'opposizione, firmerà la mozione di sfiducia che è stata proposta dai grillini? Io questo non so cosa faranno i deputati regionali del Nuovo Centrodestra, so solo che se io fossi deputato regionale, di qualunque partito sia, dando un giudizio così negativo sul governo Crocetta, firmerei la mozione di sfiducia.